Maria. Ah, peccato. Signora Catina! È avvegna! Nemo, è avvegna! Credevo che fosse nane. So che mi... Credo. Volevo domandarghe. Viene voto stasera, tu che sei sui lavori della strada di San Svaldo. Se vorrei fare un fiatino di foresteria e che piace tanto gli ovi duri coi radecci. Volevo domandarghe a nane se voleva darne due fogliette di chi sono radecci più si buoni. Già Roberto Resteo, ma è uno che sei. Se andai al funerale, signora Catina. Ma lui mi conosce e mi gada ancora della roba del broio. Ravanei, broccoli. Beh, tornerò. Ah, signora Catina Benedetta, che ha bisogno del permesso dei nane, paroni tutti, paroni in su. Nemo, è vaga, la tocca su quello che vuoi. Quello che accompagnamento No, sei. cara, non state disturbare. Sai tu dove che sei i radecci dei nane? Mia Vanessa, in fondo, sotto a Combara. Lo so, Antio, Sam, bravo. Ecco, mettine tanto in trasporta. Ciao, e tacca, che sia ua, quella buona, quella moscata. Metti in trasporta, anche ua, tutta. Tutta avevo paura che non staga, anche se ascolta sul tua grandezza. Non che ne avemo altre. Ma ua no, Giacometto, ua no. Che a me piace, bisogna approfittare. Ma non mangiargliene. Neanche grasso. No, che a te fa mai. Neanche se ne beve nessuno. No, che a te fa mai stesso. E se sta mai una settimana quando ti vende mai da fasoato. Guarda, che se te mi fai stare ancora in pensiero patto salute, a te dago tante di che volte, chi ti porta all'ospedale? E era, sente solo Catina al funerale. No, amico, ho visto davanti accesa un poca de gente, ma poca, qualche signor. Cosa ha avuto? Non si è già fatto voler vendere nessuno con tutti i sobessi. E qua i servitori sei da tutti. Mega, sa qua me perché a casa non restasse va. Ho già fatto, da voi sto che andasse tutto. Ah, sì, qua? E sei rimasta notte. Ma è ora mia. Ma signora Catina Benedetta, e se parlo lui comuniati, paroni tutti, paroni nessuno. E a Carlotta, l'ha messo su un posto che non che dico. E se idea che sei cosina. E era il più bello e più grosso di tutti. Un po', ma io non ho altri posti più bei. Ah, e domani cosa faria? Aspettiamo a fare un nuovo. Chi sei io? E dice che sei un nevodo, un fiore di sua sorella. Non so, e che avrà stato tutto sto nevodo, beneficenza non che ne ha fatto in vita. E non avrà voi sto farvene neanche da moto. Giacometto, te magna, magna, che dopo te rancio mi, ma fa presto che viene gente. Sì. Telegramma! Ciao Teresina, telegramma. Benedetto, non che sei nessuno adesso. E non lo tegna io intanto. Per chi sei? Per Signor Giuseppe Fonderia Fattor, bisogna che la firma. Ah, no, mi ne voglio avere storie. E se poi c'è una roba che non è comoda, no. Ma vorrà farmi fare la strada 2 volte? Non capio, se non sei neanche buona di scrivere il suo nome alla chiodata qua la signora Catina. Ciò, non sogno un buono di scrivere il mio nome. Toro Sempio e Medana. E guarda che non sei spiegata. Non che pare che sia spiegata abbastanza. Salutarsi? Arrivederci. E poi hai fatto male. Ciao Benedetta, quando ti arriva qui a fare là bisogna tenersi. Oh, mi parmi che saranno giaiori. Signora Catina, e a guarda. Che piace. Che bello. E sottosetta anche io dago, io voglio. Ma non ti criarà? Ma chi sei? Chi vuole che sei in cosa? Andiamo, non si osconda. Si fortunavo altri, Chissà se ortita così smarnifo come che c'era anche quando che il parò poteva E non che vedere. dico così che ho messo via. E se da fincoccio, abbiamo dei cavalli. Che chiamano tanto di capaia, poretti. E com'ora, ancora neanche in basso male. E c'è da sai impaiato.
E nonno Ortolan, che vendeva tutta la roba del bro, e diceva che andare meglio al secco in sti ultimi anni poco. Poi però non si muoveva più da sua camera, si mai nessuna mattina. Speriamo che al cucagna dura ancora. Oh, ma aspetta, mi afforaci. Guarda come cuce il brodo e a tutto. Vuoi da ringraziarti? Ah, ma cosa sono cattiva? Non si mi roba mia. Grazie stesso. E saluta Melania con torno. Ah, non può fare che sia qua. Buondì. Buongiorno. Ma guarda che c'è un'automobile là in fondo al brodo davanti a Resteo. Gesù Maria, sono cattiva, che non sia il modo del parole, secondo la strada. No, è Zelatie. Mi raccomando che fate buonasera. Benon sì, benon. Oh, buongiorno. Come vai? Mi ben, e lui? Non ho vista la messa ieri mattina. Se andava a fare santo. Lo so anche a massa. Allora, santo lui, dopo quei corni. Non si andava a fare di qua. Sicuro, sicuro. Era 2 anni ormai che non vedeva più nessuno. Mi non l'ho mai visto. E se è morto sabato notte, dopo ormai non vedeva. Sono qua proprio per questo. Hanno parola a scrivere un biglietto di condoglianze come vicina di casa. Ma non sa chi mandarglielo. Chi se ne sta qua adesso? Mi sentita? Va, tita Veada, servitore. Mi sei Ma favore? non aveva parenti nessuno. Che se un nevodo, lo aspettiamo. Ah, Lo aspettiamo. e non sa come che si chiama. Mi no. Ma si sarà su casa, voi altri, dove andate? Che domanderemo a Tita. Oh, va che Tita penserà per conto suo. E magari pensa, Mi no. va a stare a casa sua ora intanto, eh? Non go a casa, non go a nessuno. Ma cosa non viene a servire da me parola? Mentorista? Non so che cerca. Non so buona da niente. Ma che se la coga, che se la cameriera è qualcosa. Posso insegnare al cammino? Tu cosa? A guidare l'automobile. No. Ma se mai stai in automobile? Mai. Ora che porta a fare un giretto. Adesso ne vedevo finché mi torna, non posso muovermi. Dopo. Può andare qua a Via Sant'Anna, con passo di qua e aspetti la porto. Non lo so. Beh, mi passo e aspetto, così che dà anche risposta alle cose che mi ha detto a me parola. Mi ha detto che se poi una d'inverno sta a Padova. Oh, c'ho una gran versità. Immagino. Ma adesso Parona così sola, che ha bisogno di così tanti servitori. Non si sta mica sempre da soli e poi non si sta bene, non che pare. Sì. E non che piaceria trovare uno da starghe tanto insieme. A giocare. Anche sì. Ah, mostro! Buongiorno. Cosa fa? A me parola vuoi a sapere a chi che va a mandarghe il biglietto di condoglianze. Chi? Cosa sì? E che dire che quando più uno si è morto e non c'è più niente da fare. Ma con siete vicini di casa si usa? Se usa. Sì, ora Cosa sì. che entra a sua parola che non lo conosce. Si usa, mi sarà usi da contadini, ma si usa. Ah, caro signor, che sarebbe da imparare dai contadini a non fare stomeghesi e porcarie. Così faremo i conti dopo. Bella maniera di tenderghe a casa, vero cara? Neanche il funerale era qua col moroso. Beh, sì. Ciao stupido! Molto un bacino. Niente, oh! Insomma, parenti non ne aveva l'ingegnere, i paroni non ne capivo gli altri. Signor no? Si vede? Cosa si vede? Ah, si vede che non è redere. Dico, è il Vazza che è ancora a scuria. A me non mi serve, buona per i brocchi. I brocchi una volta tirava di lungo, voi altri se ne avesse messo in ogni canton chi piastri sai, chi pare uomini può baia avere in testa. Sarà mia una baia che fa impressione un uomo come lui. I brocchi non aveva bisogno del rifornimento di acqua per strade. I brocchi no, ma i coci sì. Piava, che ho chita, mi piava. Ci abbiamo bacado. E spusa manco della Ma benzina. dopo che ha fatto rifornimento bisogna andare più piano di prima. Sì signor, più piano e lontano. Si ricorda un'altra volta un incontro di andare più piano, si ricorda che suo bonde farlo mettere in contravvenzione. Se ora chi mettessi in contravvenzione chi che va piano, che dà fastidio, a chi che ha il diritto di andare come che comoda. Disgrazia. Senti Tita, invece di avere un fiato di rispetto per la nobiltà del casato, invece di ricordarsi delle sue origini, Che origini? Io non ho mai fatto il coach. noi parlaria di sì, ma in sofferto
deriva dai cocci. Boh, dice che anche agli uomini deriva dai simili per quello. E difatti guardando te sul muso mi era venuto sospetto, ma questo se n'è E vabbè che dirò all'ingegnere, che dirò a mio padrone che l'ingegnere c'è morto, che qua non piange nessuno, e che non faccia finta di piangere anche io. Ecco, bravo, sì, che non faccia finta, sa, che non si spiegasse tanto la bocca col fazzoletto. Arrivederci. Sgrazia, come una schioppettata via per la strada. E va a finire che non ho detto altro, non si posso, ma se aspetta che mi ferma! Mi non capisco di scorrere con certa gente. Se che spacca la testa e buonanotte, no? Poche ciacque, io mangiare, voglio cavare i peri. Ma sì, ne ho mangiato questi 4 piri, no? Non sarà mica scritto il numero dei peli del testamento medico. Quello non so che solo mi. Bravo Radicchio, non ti sei solamente un ortolan, ti sei anche un contabile di piri. Grazie a tutti quanti ridere con le vostre ciacque, sempre ciacque, mi pare tutti imbriaghi. Attore di peri, cammina. Ma ostega. Non te che moglie antita paveata, anche se non cose più il paro. L'abitudine, L'abitudine. e ti vieni qua, vieni qua. Signor Tita, Cosa ti avevo detto? che sentito, era venuta. A cosa? Cosa vedi? Che sentito. Ah, che ho bigotto, fini, Sì, e in cucina, che ti ho visto in cucina, tutto il brodo senza persona, e poi fidarsi di te. Bisogna pure che mi lancia il cammino. Oh, Madonna Santissima, ranciarsi! Che discorsi sei questi? Ti notte a spaventi. Ah, sì. Ciao, giovanota. Cosa vuol dire sto ranciato? Ciao, dici tutti che adesso che sei morto il padrone sarà su casa e ne manda via, bisognerà pure che mi cata un cammino lo posso andare a servire. Ah, e te vorresti andare a servire a casa di una come che hai, vero? Che- A caso. Se io venuto a dirti questo per giovanota. Sì, Ah, e comodaria, non è vero? io non ho nessuno. Che sono mi? Dopo questo che te veni qua quando la tua babba se ne via, mi conoscevo tuo padre, tua madre, poi avete chigliera di bravi coloni, del sesto, lavoratori, come che deve essere Sofiola? Signor Tita, non ho fatto niente di mai. Mi hai detto che erano a casa. Qui non c'è casa per te. Quella signora che si fa chiamare contessa è una che mai avuto marito e chissà quanti schedi a scheglia che deve essere proprio questa mai. Mai? E beccaro se 3 mesi che lo vai a che. Senti, Signor Tita, allora come che dice lui? a meno che non ti piace giovane, Coca il muso, chissà quanti che gliene occupa. Cosa dice? Sofferia! ti ho detto qualcosa alla lupa perché tu E vuoi portarmi a fare un giretto con la tua macchina? la macchina. Sì, ma da qua un'ora hai detto che torna. Guarda, Seto. Non sta a sigare. Siamo intesi, Signor Tita, forse quello che vuoi lui. Dai che ti metteremo a posto pulito in casa della brava gente. Non avere paura, non sta a aver furia. Quando il padrone muore senza preavviso si ha sempre il diritto di 8 giorni, va bene? Va, Vai in cucina, cammina adesso. Ciao Tita. E noi altri? Cosa faremo? Cosa ha detto che sto nevodo voglia sapere che ne deve venire qua a mettere su casa? Figurarsi, abituato a Parigi e al Cairo e poi a sentire quello che diceva il padrone vecchio, che deve essere un santo tipo. E noi altri cosa faremo? Ho paura che volta. Mi do che cos'è? Mi immagino. Per esempio? No. E forse di più anche. Mi era di 18 anni che io ero qua. Ho capito, figlio, dunque come che tu fa? Sulla spesa no perché quella ti facevi. Oh, la spesa che era per poco di stare a Egri, caro, va. La A spesa. me mi dava i suoi vestiti, perché mi accompagnai i murali quando abbiamo fatto il magazzino, le stelle in fondo al pro. E credo che ultimamente qua io credevo chissà da vivere chissà quanto ancora. E dico che si potrebbe anche a fare manco di andare a servire adesso, che cosa che deve avere catino. Sicuro che no. Mi immagino, perché mettei in conto anche le patate dicendo che quelli del bravo era a mare. Ma è come ti che vuoi il coraggio di fitargli i suoi qua il parone delle 3 corone si sta cose venuta che a fuori dei vie neanche. Non mica venduto. Ha visto le porta a casa chissà che mai. Tu dai, mettiamo su una bottiglietta insieme
Vai, che mica non vuoi abbastanza di un marito, non ho bisogno di altre disgrazie. Non ti parlavi di me, sì, un mese fa. Adesso ho capito che anche a te... Cosa? E poi fare mio umani che non dare io, mi piace. Ciao, mio vuole io? No! Vuol dire che mi convertirò. Sì, se te dicessi davvero... Sì, dai, se non ti a dire il rosario insieme. Scherzi sempre, non te vedi. No... Godemmo questi ultimi anni, no? Nemo, dai, non sta a dire sempre tempo. No, tita, niente sento, niente! Cosa sei? Robe nostre. Avevo capito, e avete che arma rondo perché teneva le bottiglie di vinveccio. Go indovinà, imbriagoni. Ferro, dite che il cassettino di ferro che vi ho guardato. Dappertutto lo guardate, oh tita mia, non ne posso più, mi butto sulla porta! Voto di fare direttamente in gara. Diremo che le sempre sta la porta così rotta! Voto che ti capisca. E pensare che con era mai e che ne beveva un cottesino e se sentiva l'odore arrivare alla finistra, non era più modo di tenere fermo neanche i brocchi. E poi ho visto una volta in francese, quel buono, come raccomandate che sta di skate, pazienza te mi dici, e si dà 200 bottiglie, roba a stare 2 anni in baia senza chiappare neanche un raffreddore e senza dare un schero nessuno. Nemo finire questi discorsi, Valtri. Ciò non mi piace anche a io. A me, mi dico che se tu continui così, Serafini, dare a finire mai. Affari miei. Vabbè, se sta agli altri che mica bisogno di cattivi. Nemo, pensa un po' a trovare come pare che sia ora, Signor sì, so serva sua sarà ubbidito. Agli altri ordini. Vengo fame. Già, serviti. Parlare con ella di che bottiglie. Sì, di tutta la roba che ha portato via io da ieri. E ti cria se sa che ti bevi, io ti cria. Ma cosa, è tutta roba che resta a stare in chiesa. E non ti ho visto ancora, non è mo? I decani, bisogna rubare a ua e bisogna vedere in che maniera. Teresina! Tutti i gradei parterri che a questa suiga ha fatto una strage, vada. Teresina! Io sapevo mica non bisognava fidarsi di chi assempia. Sì, ho detto tendi il broio, tendi a casa, neanche 2 minuti vada. Ciao Simia, vieni qua. E dica senza creanza. Chi è che si voglio rubare a ua? Adesso parvudi a ua. Misso il paron del broio. E finché non viene paroni nuovi, è il paron su me. Chi è che si voglio rubare a ua? Susi mi senta devo pagare 10. Chi? La signora Catina. Le mie penadeci, la signora Catina. Chi ti chiede sempre. Mai! Se sa che voi vendite. Faccio quel che mi comoda, va bene? Non sa maniera di parlare. Tu te vanesti che questa suso. Do foglie per la gente. Poi le voti che piace. Guarda, mi si viene l'altra volta una schioppettata e costano che acaba nessuno. Ma senti, tita, che ciapo bisogna proprio metterlo via, mi tutte le volte che lo vedo. Non stai detto paura, che fa sta mai? Ora no, ma te potresti sbagliare. Sbagliare! Mi non metto il mandosso a ua, figuriamoci se tocco a ua sapendo che ne dai vino, ma posso sempre parare se non stai a casa. Metti via che ciapo vai a tita. Tanto sa, tutta roba che bisognerà a sabato in chiesa. A chi? Nuovo paron. Nuovo paron. È un semenissimo mio nuovo paron se viene qua con le arie. Ma voglio vedere cosa che dirà il nuovo paron. Di roba che go piantami, che go rancurami, che se nei granari, che se nei caneve, è il nuovo paron. Ma bisogna scomissiare finché sei nuovi. Ho fatto il sempio per tanti anni, adesso basta. Vuoi ragione, tita? Che ragione. Ma com'è? Ma i peri però non arriva. Ma dico, se puoi sapere chi che sarà sto nuovo paron? Notizie niente, nessuno si è fatto vivo, ma è sì che il signor Giuseppe che ha mandato un telegramma. Se arriva anche qua un telegramma. Un telegramma? E ti dici adesso? Ma non sei mia Pablo? Chi c'è? Per il signor Giuseppe fuoco io fatto. Meglio! Aspettiamo che venga anche alla vignale e lo verserà uno. Speriamo che viene. Perché? E che sia a pagare il fin. E per ordinare ancora, fin? Sì. Quanto? 200 quintali. 200 quintali? Sì. E dove li metti? Dove deve armarsi a piove? Mi dico che pessimato. Ordine il paron può a letto. Sì, il paron.
Mi dico che sei così, se non credo mandeo. E a quanto ciò? Aristotle? Da Remondin? Sì. Buon quello. Manco si è Franchi sarà partito. Sì, senti, e vieni qua a fare il puritano che io adesso, anche le camicie che ha mangiato per un fiato al fin. Mi lo capisco. Mi non capisco che si dovrebbe aver mangiato qua 3 brocchi in sta. Mi dovrebbe essere scioppato, forse la mangiata. E dopo quando il parone aveva voglia di fare una trottata e diceva, che dice sempre, e avvisa a semai, a sotto, a gatto. Ma forse che mi viene sempre in mente di fare la trottata qui era ora di mangiare, capire? Tutto sto fin. Noi abbiamo a mangiare tutto sto fin, ma qualcosa bisognerà pur che abbia a mangiare ste bestie. Se si vive, ma lo ame per me, per ingrassare il brodo, niente. Dove devono finire tutto lo ame? E il cavallo è un animale nobile, non sei come voi altri contadini, che fa tutto in casa. E il cavallo aspetta accomodarsi con va a spasso, no? Sarà, ma intanto mi tocca comprare e lo ame cattivo e caro, guarda. Guarda che roba, mi sono pronta, Maria Vergine. Maria Vergine. Buongiorno Tita. Buongiorno. Cosa avevo io fatto Carlotta? Polastro in dicia? No, 4 erbette di campo. Erbette qui, madre. Anche te un telegramma. Va lì? Io il parolone. No. Io vorrei fare 4 ciacque con Tita. Sì, ma Dio. Ti Serafin. Tacca e avvisa. Ma cosa? Io saprei dopo qualcosa. Ma si deve mangiare? Oh Dio, ricordate che si sempre il coccio. Sì, la voglio sapere anche di chi, ma non si Dica pure sul Giuseppe. Se sta aperto il testamento. Ah, se sta aperto? E ve lascia tutto a voi. A me? A voi. Andiamo, non scherziamo. Non scherzo. Ne vodo? Che siete dei brutte parole per il nevoto. Se merita. Da quanti anni sei che sei a servizio qua? Ciao, da disdopo. Fedeltà premiata. Che c'è scritto questo? Non ne sa poco. L'ho detto per questo se la fine attaccare a Pisa. Non sei contento? Sì. Sì. Oh, dico qualcosa come 4 o 5, Tutti a me. Beh, con qualche clausola adesso andare dal notaro. Io ho detto a Serafin che attacca a Pisa apposta perché è del che portano. E lui non viene? Io non posso. Che sono sta prima però. Devo andare fin su a San Claudio e tornerò stasera. Questi fiori qua cosa fai? Adesso io dirì, o vuoi io che io dica no? No, io dico mi. Bravo. Oh, ecco anche la Carlotta. Buongiorno. Buongiorno. Aia, sentita! Aia! Cosa che Sì che dago sul serio e che sto proprio tutta la vita! Ora che te che motivo ancora e se sei a stare fuori. E poi? Mamma mia. Cosa che sei? Cosa che sei? E che non vai cravate! Ah, chi le va? Chi che le va? Prima le mica del parole che ascolta io la sesta patagliare e passa in prendere sulla traversa. Mi e Marco noi taglio. Le do volentieri. No, io non ti do parlare niente. Sì, le do parlare a lui. Mi, sì. E che dai non sto annusato, sentita! E che dai! Ma questa è una partita! Ciao, non è mai fa vigliaccheria da che donne. Roba chi te l'ha insegnati? Sì, beh, mi ha insegnato che c'è vigliaccheria, c'è palle dai donne per quello. Dio, non ti credere mia fare spiritoso perché momentaneamente ti si senza il parone. È il parone che sei adesso. Ah, beh, ne ho faccia conoscere. Cagherito in il muso anche a lui. Sentita, li vado, torno dopo, Va bene. Dunque, dato che siamo qua, noi giornali. Ale, vieni qua. Se mi comoda. Vieni qua, te prego. No, la mia fuori cattivo e ordini come stati, vero? Sono mia troppo mica che ha paura. Mi c'è il peso di Luco che era il parone. Mi non mi comandava nessuno. Distinguiamo.
Mi e il parone lo ascoltava qualche volta. Qualche volta. Sentita, avvocata, Cosa? iacciave, più di 80 bottiglie, 80 e tutta roba sopraffina. No, la bottiglia me rovi tutto, no. Prima portiamo via insieme, dopo spartiamo. Su e garantamo, spartiamo. E ahí sei sotto mucho carte. Cosa, yo te pregunto algo, digo. Ah, che toccate a Ciave. Vuoi imbriagarvi, ah? Cosa che interessa è, pensa sui interessi. Mi dico così, che se è beccato imbriaco ancora come ieri sera, stavolta è venuto a dormire in tello amaro a scuola. In tello amaro le puttane. In tello amaro. In tello amaro. Tieni su, siamo qua tutti. Voglio dirvi una roba a tutti. Resta aperto il testamento del parone. Come? Il testamento? E ne ha tutto a me. A voi? A me. De modo che il parone adesso Somi. Di tutto? Di tutto. Che t'ho altro da dirne? Ma che sia vero? Sì, adesso devo andare a nodare, ti viene tutta casa, avvisa. di mangiare? Niente. Dopo. Avvisa, e si mangia. E se sotto tosse! Poi dico. Se non crede vai a vedere, amico! Anche se quello di autovolti, te vuole insegnare ancora, lo spazio per lui. Faccio quello che voglio. No, cara, ti sei costretto che mi hai detto prima, E mi lascia. neanche se credessi di stressato un braccio. Lascia stare, che non te che entri più nei nostri affari. Mi credeva di essere diventato paroni. Siamo diventati anche altri paroni. Paroni di cosa? Di fare quel che ne comoda, va bene? Oh, dico, mi pare, eh? Cosa? Comodo e diese? Che così deve caro? Sì, non mi caro, andare a che ora? E ancora dea? Poca, quella che era, ecco qua. Ah, ecco, te pare che basta per tutti, questa qua si magna tutta io. E ora se gli dice che non che era. E cosa che ne femo? Brocoli, carne in teccia, roba avanzata ieri. Oh, e se che cagano, se no è sciupia. Sì. Se cade va su. Oh, figurarsi stamattina alle 5 c'è nel giro dappertutto, in sta, nel bro, nei granali, dappertutto, si è fatto il caffè da sopposta, non mi ha detto niente a me. Come neanche che le fosse, sì. E guardate se qua, metti via, nascondi a roba. Oh, cosa che siete buono? Ah, niente, erba, poca, tu che vedi. Buona per le bestie. Dovresti dire che noi siamo bestie, non è vero? Esatto, servidori siamo, peso. No, altri. E mi, consigliere, cosa sono? E ti caro, è il paron, è il nostro paron de sì. Carlotta, Comandi. senti, quando che ero fuori tu, che mi facevi il caffè la mattina senza che te lo mandasse, Ecco, adesso basta dirmi, non so qua. non so buono, dai. C'è un ordine? Non sei un ordine. Sarà obbedito. A che ora? 7 come vero, Caspita già. mi massa presto. No, ai 7 va bene. Non ho mica paura del freddo. Come è alto, No, sì. ho paura del freddo, ho detto. E qua dentro nessuno ha mai guadagnarsi della mia puntualità e del mio servizio. Speriamo che non si scominci adesso. Carlotta, ma si torna via, mi? E no, perché? Perché te ne tratti così? Gioco è ma te ho detto, qua dentro non c'è mica tutta roba tua. Qualcosa mi sei stanca a me. E mi attegno. Che cosa? Una bella porzione. Così. Chi te credi che abbia cambiato gusti, Neanche a fare il sogno. E ora? E allora, amico i paroni, non mi ha mai piaciuto avere delle storie. I paroni, al suo posto, alla larga caro. Ma diventi tomata? Ti ho detto, so quei man. Robe sì. Cos'è che è così? Baroni, basta dir baroni. Mi aveva pregato di portarmi un po' di foglie secche di casa. Un sacco che ne sbatto qua. No, basta, tante così. Avevo detto che ne sbatto qua un sacco, va bene? E vabbè, un sacco, lo vedrò. E intanto stamattina in gro non ho visto nessuno. Sì è.
Ne hai 6, ne hai 7, ne hai 8. E non saremmo visto. No, E ora vuol dire che non ero. e non ho visto neanche un grasso di uovo attaccare la vigna. Anche i peri spariti tutti. Peccato. Guarda che c'è qualche dunque roba. Prima non succedeva questo. Guarda, sega sempre roba. Beh, se ora è finita. Beh, no, mi so pronto anche subito. Prima scavesso il manego del baie e dopo faccio fagotto. Se è questo che vuoi. Sempre il maledetto carattere da bestia. Ma dica mai, Cornelia, bravo. Chi se sta muore, Cornelia, bravo. Teresina! Teresina! Dove sei andata? A fossa a fare. Io dunque, e che ha rubato tutta la vita e adesso perché non ne ha più bisogno, il vorria che non rubasse più nessuno. Vuoi a metterle addosso, eh? Per fortuna che sono capita mi dico. No, non stai a preoccupare, bastavo mi. Ciao. Basto mi. Mica credeva. Cosa? No, credeva che fra voi e Tita. Su avanti, No, disegno. no, adesso ho capito. Ah, Certo che mi sentivo struccare il cuore. Una bella femmina come tu, ancora fresca, con quegli occhi. andiamo avanti, non stai dire dei sediate, vai. Dico quello che si vede. Se può parlasse di quello che non si vede, Maria Vergine Carlotta. Andiamo in brolo, da lavorare, fammi una carità. Non me l'ha mica visto stamattina. Non vi ero mica. Non avevo capito, sì. Savio dove che sono andato. Dove? Fin paese. A toe questo parlo. Parmi? Parlo. Eh? Cioè, Non mi piace? Sì, Ma dai che costa, Savio? ma cosa? Sì, pardonarle qualcosa. No. E dopo? E dopo se lanciaremo. Mi pare di essere un bravo uomo, no? Me lo dico. Ah, contadin finché vuoi, magari Antonio. Non ho mai tolto mujer, perché non conosceva che squinsie, ma vu sì, una brava femmina, sapi sparagnare, fai puito da mangiare, che altre, non conosceva altre che degli uomini per andare in giro a ridere, figurarsi col mio carattere, sa che si è visto anche un solo moscone attorno a me femmina. Maria Vergine Carlotta! Ma che maniere! Tita, col gera beata, col gera servitore come noi altri, mi faceva l'asino, E adesso il vorrei continuare. Sì, che se prova. Lo dici Carlotta? Sì, ve Io lo ti dico. sì. Sì, ve lo dico, sì. Oh! Hai alzato? Amor mio mare! Fidami! Posso bere come dei spugni? Come spugni? Sì. Io ho sempre visto che spugni beve acqua. Un nero vecchio! Me chiamo Nane! Cosa che ti manca? Fiori? Lui è mia partita. Ma i fiori del brodo? Mi sono tolti da me. E per chi sei? Maria, signora Carlotta e prego della pressa. Ciao Pompe! E sentito il suso, guarda! Io che sta a portare, può stare ancora per terra, Ma voglio dire... Niente! Macaco! Tu! Contadini! Allora mi pare che i fiori si squassi perché non si può mangiarli. Carlotta, allora io ho bisogno di un caffè. È stomaco, eh? No, è testa. Eh sì, ieri non mi si mossi di qua. Qua devo sarà su tutto. Come che vi ho fatto catare da bevere mi non si può capire. Hai lo sconso in strada, bottiglie. Io non mi ha potuto dirmi niente perché se doveva rubarle insieme. Ah, che vin, Carlotta, che vin. Ma non mi vergognare. E ancora no? Aspetta almeno che voglio finire tutti. Che uomo, ma che uomo, ma come mica fa se la gente trova sul serio? Eppure non sono mica contento se io, Carlotta, ma io sentivo cantare. No. Mi di solito che bevo due gotti canto
Me l'avevo sentito cantare, No. a piangevo e a Sarasu con le bestie, e le bestie tirava piada tutti i cantoni e il core che dentro tirava piada tutti i cantoni. Ah, siamo avanti così Carlotta, fra 3 giorni mi trovo morto in stalla. Scusa, No, sofferà, come un polastro che non ha più aria, morto sofferà. per cosa? Non posso più fare la metrontana, benedetta. Vi ricordevo prima, a mattina con Bisa, sera con Sauro, quel paron vecchio vi era mai. E adesso chi è che mi impedisce? Brava! Mi tita in spasso gli andava via in serpa e illustrava qua dentro. In giro per il paese non è porto, va bene? A guido che non è porto neanche se credesse di morire. E ora bisogna dire che i cavalli sta mai, che non può muoversi, tenerli Sarasu, restare Sarasu con ori. Mi viene in mente stanotte di andare a fare una trottata di scondunque a Visa. Io ma quagliara che non è che buttare sono davanti a rimessa e lui fa un bacan. Senti Carlotta, stanotte porto fuori il Sauro, mi faccio prestare una carretta da bordo, lui che stava in fontanello. Tacco! E vi porto e chiappato una bocca di aria in camu. Ma vai a casimato! Ma che sarebbe un tesoro! Amico Luna d'Armo, benedetto! Poco sto freddo che fa fuori con sta nibbia! A me do 2 bottiglie di cui che scalda i ricchi nel cassettino. E così siamo distanti, in mezzo alla campagna, mi dai un vaso. Per carità, come gli uomini che spusa da vin come qui ne fa stomaco, guarda. Anche se c'è buono. Non parlei mai del vin, Carlotta, non parlei mai. Qui c'è oggi che imbriaca peggio del vino. Sì, ve ne incordi adesso di me oggi. Prima parlù, non era altri che dita. Non è vero. Peraltro gli era sempre in cucina. Non è vero, ho detto. Cutita aveva luna, tutti doveva avere luna. Cutita diceva una parola, tutti dovevano ascoltare la sua parola. E quando che Tita stava mai, tutti dovevano stare mai. E quando che tita, se continui così non ne guardo altro, va bene? Oh, E pare che sia un brutto uomo. chi? Mi. Sappia mi dice che si sta bene. Cogliere un caporale, cavalieri, sei su 3 su squadrone con mustacchi così non passavo neanche per le porte. Ma bisognava vedermi ora Carlotta manca adesso un suo mano, così mai. E Carlotta, Mi benedetto, sono vecchia viva. ma che dici adesso? E se la nostra stagione adesso? Adesso siamo i primi di novembre, adesso si vedeva! E poi, forse che la voglia di mettersi sta roba, non si sa vecchi. Questa non è roba da casa, vedimi? Sì. Questa è roba nuova, Le ha dato un coma? Sì. Sì. E chi c'è che vi ha dato una? Nane. Nane! Ma guarda vecchi, nane! Buon, adesso spero 50 franchi. Anche di prima dico guardare la sera. Sì, va bene, sì. Mi fa il cascamorto anche adesso. E tu avresti il coraggio di farmi fare stumeghissimi da che contadino. Ma vai, non mi piace. Ma com'è, va? Beh, non sei brutto per quello, È già anche un tocco di uomo. Ma è che ha un carattere, guarda. Che conosco, sì. A diventare sommogliere che sei da ceppare certi spaventi. Cioè, sapi, come sta soldato? Perché se sta soldato. Francachino. Insomma, come sta soldato? Non la porta via una reccia uno con un morsegone con un tocco di pignò? Se vede che i gatti neanche dai componate. Sì. E che ha fatto era anche per quello. E mi pare che sia innamorato tanto. Ma così dice che. Questo è bene. Ma vecchio, che stoppo nessuno sa per cosa che sia. Nessuno è l'opera, nessuno è voi. Meglio qua mettiamo Dio, Anche tu che hai paura di nane, paura mi, sì. Qui non si sente chiara, non si sente che parla di oggi, si guardasse negli occhi come che fa su me, che è sicuro che anche a me potrebbe farmi paura qualche dubbio. E se vi proibisse di parlare con me? Farà neanche se mi dice qua, rompo e qua. E ora Carlotta stanotte, Andiamo, vai. con la Bisa e con la carretta tesoro. Ma carita, E che sarà? È luna! avevo detto che mi qua luna d'acqua, senti che spusa da me che da lì mania merda. Ma anche se sei piena. Andiamo, anche se sei pieno, andiamo. Mi piace. Ma sporchessi intera peraltro qui, no? E le tasse e scarpe quando si viene da sta in casa mia. Mie scarpe mi hai detto cubano sta. Sì. Perché quando ti si fuori ti hai abitudine di sporcarti anche le mani. Parli di me? Neanche per sogno. Oh.
Se vuoi venire a bere il caffè, vieni in cucina. Sì, andiamo, va. Aspetta, porta che ne do, lo torniamo qua insieme se alla fine, il caffè. Va bene? Ehi, ma mi raccomando, che sia voi stesso. E buon da lavarsi i piedi. E quel film? La montagna del film che va marzo e piova. In fieniere non gli sta. E ora per cosa io sto a comprare? Ma! Sentivi su? No, mi stavo in piedi. Sono da vera di cavalli. Bisogna intendersene. Mi pare che sia pieni di morbidi. Massa Morbin, sei porto fuori, andiamo in fosso. E di niente sarà su sta e il morbin crescerà sempre di più. Finché creperà. Ah, e non? Eh Allora dopo non vi sarà più bisogno se Dio vuole del coggio. no, che sarà bisogno forse del chauffeur, perché mi pare che ti si diventa un tipo d'automobile, ciò. Perché scarpe nuove, eh? Hai rubato prima, quando che si faceva gli affari insieme. E quanti pari? Ma... Tutte quelle che erano non ve ne più. Senta tesoro. No, ho visto che stava in piedi. Ecco il caffè. A mezzogiorno semmai. Speriamo. Vedremo. Questo ragazzi, non mi mica devo andarmi in cucina. Sta qua, a volo del palon. Fin quasi. No, e se andava via subito. E se sta massa scottata. Mi credo, a sondare e vedere in mezzo alle carte del palon, ho trovato certi scarabissi dei lavori da fare sulla peschiera di Sasvaldo. La peschiera ormai è affittata a 6 anni. Finché dura affitto, lavori non si può fargliene. Mi credo che però non credeva di essere tanto, ma sperava di tirare avanti chissà quanto ancora. Se che avessi pensato a vivere per ancora un po' di anni, non gli avrebbe fatto il testamento. Qualcosa. Non serviva più, non aveva più niente da sate, te avevi già mangiato tutto. Beh, bisognerà pur cavare finalmente la peschiera a Sasvaldo. Non mia cavallatore hanno un cavallo e una carrettina per andare fin là. I cavalli non puoi muoversi, va bene? Farò venire il veterinario. Bravo! E ti portare te per la turistare, perché mi, con i veterinari, non ho mai avuto a che fare. Comodi, comodi. Vuoi parlare a Teresina? Sì, come che fossi in casa sua. Non parla diventa lui il padrone di casa adesso, ma non ora mia perché dico che diventa anche il padrone a comandare a fare quel che vuole. Mancaria anche qui. E padrone vuoi mandare a lui il biglietto di condoglianze. Ma dopo che pensa che in certi casi non si può, i rallegramenti fa da ridere, e ora è meglio non mandare niente. E se sparai anche al buono, Oh, buongiorno. Pensavo per casa. Si ferma? Se vuoi fermarsi anche a disnare. No, bisogna che vada di un qua, ma anche dalla fuori. E vuoi che accompagnami per Steo? Volerò, no? Caspita. E buongiorno. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, sì. Mi dà signora Carlotta un fia di roba per i putei, venivo sempre anche prima. Spero che uno metterà rego in ove, ma so che use bon sortita. Godito me comare Lucrezia, deve venire anche a qua più tardi a trovare un pochetti de frutti. I che piace tanto a sua Maria i peri del brodo, bisogna dir la verità, tutti in paese non fa che dire chi se proprio boni. E la conosci o è la Lucrezia? Minoccio. Beh, e si farà conoscere ea, sì. perché ha una gran sporta verde. Più grande di qui. È un fiatino. Beh, grazie sortita. E salutati Giacometto. Ah, non cuore, non cuore. Elga, sempre a bocca piena sto via.
Oh, buongiorno Tita. Ah, buongiorno, signor. Novità? Si comodo, si No, comodo. sono entrato passando, torno dopo per parlare di affari. Adesso vado fin qua al marcato a vedere cosa è successo, qui con i Semola. Cosa è successo? Cosa? Mi sarà un fracco di botte per via di un video, non so. Ma il padre imbriaco, i fioi prepotenti, ma credo che sia roba del poco, speriamo. E dopo che torno che faccio vedere i nuovi contratti di affidanza. E domani mattina devo fin su a San Svaldo. A piedi? Chi è? Sì. Anche se 3 cavalli sta. Pare che non cammina più, signor Giuseppe. Gli si è fermato. Come tutto il resto qua dentro. Mi sono stufo, non ne posso più. Ho eredita tutto e non so per onde niente. Ma mi pare che prima vi voleva tutti bene. Adesso mi salgo su in camera quando avevo su il letto la sera, perché ho paura che di notte venga a strangolarmi. Stai attento che non sia una fissazione che cavi. Dai, grazie, musi duri, mangiare da can. Una volta caspita mangiavo bene, adesso E non ti si niente. non posso. Ma andai via. Non posso. Quel sacco che è scritto sul testamento, che i servitori vecchi hanno il diritto di stare qua, col salario, prima, se non rispetto questa clausola, sa che ne vuole lui quanto che fa presto. Un momento. Il testamento parla dei servitori vecchi, Serafin Coccio, Delle nane Ortoan, della Teresina, della Carlotta. Stroppo non si nomina. No, anzi, qua che non sarà neanche un anno. Manda via Stroppo e che darà una bella lezione a tutti gli altri. Oppure va via lì. Ma no, dai. Anche a Carlotta. Mica vuoi a bene a Carlotta. Adesso, io mi guarda, io ride, fra de ori, io roba. Pazienza. Mi sarò su tutto quanto quello che sei. Quel poco che resta fuori si destina. Ma non me ne posso più. Rabbia e invidia. E che colpa che noi? Lo so che non è una colpa, ma insomma. Ecco qua il foglio le cassi allora, basta là, dico. Dico, ma mi pare che sia a maniera. E poi portarle qua in saia. Quasi piene squasse. E ne tassi piego se viene in casa mia. Che si arraspa là fuori. E ho vista. È ora di pararla, no? Ma ho stegato. Tita vago, torno fra 10 minuti, Va bene, signor. Dico, se mangia? Adesso! Manco mai. Oh, se qua anche a Serafin, sta sicuro che cosa ora è mangiare, quello non manca mai. E ti, vieni qua. Vieni qua. Se sedete le scarpe cosa viene in casa mia. Un'altra volta mi illustrerò qua a patina col bruschino, non so. No, corre, se non bardarsi a fare neanche tanto spiritoso. Basta battere un poco i piedi fuori perché va sulla terra. Ah, papà, non va via. E ora se ne va via. E ora un'altra volta mi caverò anche le scarpe. E anche la pareta. E dico, sei vecchio matto. Sei 2 giorni che mi gira la testa con te vedo. E a seccia. Chi ti sta a rompere a seccia questa mattina? Non so sta sortita, non so sta Chiaro, te ho visto me dal balcone, qui manco i piedi, ti aspettavi, c'è tutta rotta. E era vecchia, mi faceva rabbia. Ti faceva rabbia, E ora per questo ti hai rotta? E ora anche a te mi fa rabbia. Mas, via da di qua, e non state più far vedere. Sortita, ma mi licenzia? Sì. E lì dove vado? Dappertutto fuori che in casa mia. Vabbè, robe sì. E fa il buio adesso, ti ne rengo dentro i denti se tu perché mi controlli. E poi la parlo! Dai, i tosi no. Paron si deve mandarne via tutti. Ma darghe i tosi no. Lo mando via. Ah, lui, E no altri no. O altri. Para adesso restiamo, ma si scomisse intanto. Adesso immaginavamo che comunque sarissimo finiti su una strada da un momento per l'altro, anche no altri. Cosa avevo detto, Serafin? Benissimo. Ma no altri non aspettavano, se vero Nane? Che siamo tutti qua. Dove sei Teresina? Teresina? Che le vedono incomodo, signor Paron. Prima che si decida ea, decidevano altri, andiamo via tutti. Chi che se desmentega di essere sta poaretto come noi altri, chi che si desmentega di essere sta servitore come noi altri. Se dico servitore fedelissimo,
tanto che lui è su degna ricompensa. Non domanda niente a nessuno. E tornavi a parlare male per lo vecchio degli altri perché la prestasse meglio i tuoi bei servizi. Che cosa avevo detto Carlotta stamattina? A miei altri metri e a te tutto. Per cosa? Deve essere un motivo, dimmi per cosa. Che sarà, ma io non lo so. E quasi è ora, Non lo so. E non importa neanche adesso averlo, tienti a tua roba. Fate servire da chi che te vuoi ti e comanda che a bacchetta a chi che te vuoi ti. No altri, Nane, Teresina, Serafina. Dico io della cavalleria sta promosso caporale. No altri, a Fermo Fagotto e vedremo cosa ti dirà in paese. No, un momento. Ho capito, Camino, che non si poteva più andare avanti così. Bisogna cambiare sistema. Io credo che Paron ha fatto un testamento sbagliato, o quanto peso ingiusto. O altri che aveva gli stessi diritti che aveva me, anzi forse più di me. Io ero il più canaglia di tutti. Ma dal momento che lo riconosco, voglio rimediare. Voglio essere o altri i Paroni e mi servitore. Ciao. Cosa dice? I Paroni, no altri? Sì. Paroni di fare quel che vuoi, di amministrare come vuoi, tutti 5, anche lui. E ti? E mi riservo al manco quello di andare a mettere la giacca e fare il servitore come prima. Guarda ben, che mi scarso poco e non rido mai. Vi faccio una carta, adesso vado a venire il signor Giuseppe, vi faccio una carta, vi dono tutto. Ti ripeto che mi non rido mai. Ni qualche volta, ma stavolta no. Mi credo di aver fatto tutto quello che poteva fare per accontentarvi. Non ho rimorsi. Ma poi che ti fassi anche quasi massa a dirsi qua. Quando viene lo signor Giuseppe? Mi pare che sia qua. Ma dico, stiamo Carlotta, che mi la creda che... Non lo so, a mia mi pare grossa, ma... Queste chiave dei granari, degli armaroni, del mesà, dei stai, di tutto. Pesa vostra. No! Tino! Bravo Dio! Neanche a me! E chi? Adesso quando toglierà signor Giuseppe, se fermo fare la carta sotto nostra dettatura, va bene? Adesso devo fare una tortata che non mi ferma neanche il Padre Eterno. No, aspettate. No, guarda, mi pare che mi schioppa la testa, guarda. E mangiare? No, guarda, prima voglio scabezzarmi osso del collo, guarda. Dico, se mangerai stesso, no? Sì, bravo, va dai, cucinati che sarà da tutto per sora, cammina. Mi? Ora che mi occupo della cucina, mi adesso. Non manca di altro. Non facevo prima, andevo. Io non capisco più niente. Mira de qua non mi muovo finché non arriva il fattore. Sta a vedere che siamo diventazioni per morire anche di fame. Ah, vai a fare sti che avevo fatto. Nei mai orsega. Chi sei? Serafin che va a fare la trottata? Aspetta, mica un capo mico, disgraziata! Iepa! Con che diritto deve parlare per i cavalli? I cavalli non sono miei solamente tu, i anche nostri adesso! Ma si scavezza le gambe! Basta chi si scavezza le gambe, meglio! Così non si sentirà più parlare dei cavalli! Ma che bestie! Basta chi icona! Se avuto mi interessa a me! I cavalli che corre per il bravo, i pesta tutte i vanessi, scavessa le vigne, i radicci. I radicci non sono miei solamente tu, li sei anche nostri adesso! Basta chi scavezza non si parlerà più dei radicci! E schioppo! Dove è lo schioppo? Dove ti ho messo lo schioppo? Guarda, voglio un cucinatore esperto per la revolta! Non sapevi che sei matto e anche buffo! Mico che il contadino discuto alla morirò qua in pirasso spero come un beccafigo, pagherò una paga! Mandevo! E tu? Tu non dici niente? Io non conto più niente, signor Giuseppe. Cosa? L'ho donato tutto a loro. Maroni lori, servitori miei. Ma voglio vedere se finalmente sono buono di comandare. Ah, ciao, tu mi spagnoletti, eh?
Guarda che se ti butti ancora a cenere cicche per terra, stavolta a scuola a ti tiro io. Maria Vergine, sei diventata chiosa anche ea, ma non si vive più qua dentro. È per questo che ti stai fuori tutte le notte. Pa questo e pa quello che mi comoda. Bardassa, bardeo. Sai, sei diventata e con quel ciuffo sugli occhi come una pagnocca. Se usa. Sarà stati i moscardini del caffè del Moro che prima ti pesca e poi ti intossica stomaco e alla fine ti ride io. A chi? A me? E gli atti, ma non te vergogni, ma torna a vestirti da contadin, benedetto. Contadin, se nane era decio, contadin resta nane era decio. Me non sono mai stato contadin. Ah no? No, non ho fatto in tempo a diventare contadino, sono diventato un signore prima di diventare un uomo. E Vito caro, non ti diventerai mai neanche un uomo perché ti resterai sempre un piavolo. Finché un giorno non ti catterai qualcuno che ti spacca il muso, così ti avrai finito per sempre di dire monade e a senare te godito! Mi fanno piangere! Ma che razza di affare! Tra l'altro, dico, si può dire anche in pisare, no? Fa un freddo can qua dentro. Va te, Tore, ti fascini. E chi mi? No, chi è ora? Manderemo Tita. Tita se fora. Beh, col torna. Questi qua, Io sapevo ma te go cucca. Io sapevo che era così. No. Resta Carlotta, resta. E guai a te se te muovi da dea finché non arriva i carabinieri. Cosa? Signora sì, dico ma non puoi far chi sia qua. Oh Maria Vergine, diventa matto, ancora storie che avevamo qua. Non sono matto, no, sono il più furbo di tutti qua dentro, anche se non pare. Anche se sono un vianasso che viene su dai grebani. Me ero in corto mica mancava. Cosa sei? E a Cogoma da sento. Ecco qua. E a Garo Balù. Non gorba niente! È anche roba mia questa! Questo sei tuo, 7 versi ancora a bocca! Capito? Portar via la roba di casa! Stroppo, ma è vero! Io non ho venduto niente! È il baron del caffè del Moro, è il gatito che ti ha venduto. Busie! Ah, ti ha donato ora! E la gara Balù, è la dove lui, no mi! Adesso sentiremo cosa che dirà i carabinieri. Ma figlia, con questi carabinieri che mi fai venire su e sgrigio e sì, sai, hanno che dare la sua a quelli della cavalleria, vero? A me mi fa stomaco i via nassi come voi. Ma mi intanto non mi faccio fare robe sotto il naso. Ma non sentite che dice che la porta via? Sì, mi ha va! Ah, e sei venuto qua de notte il baron del caffè del Moro? No, corna qua de notte per essere dei ladri. Tutto il giorno il caffè del Moro, a bevere, a fumare a spagnoletta, a giocare con st'altri smarnifi del paese. Su questo ha ragione, avevo sempre detto un camino. E mi diceva, chi è che paga? Come farai a pagare? Sì, perché questa roba, dico, i soldi che costa schei, i soldi sbocci. Sì, sbocci! Poro diavolo! Gli dà un altro nome adesso, perché invece di mai dopo un bacchetto per mandarli avanti. Mi diciamo sbocci e se sbocci. Biliardo se che dice aseno. E il poastro, se te lo mangi quei mani, non è il poastro. E se te lo mangi col piron, è il poastro stesso. Va bene? Adesso te andrai in gaera a giocare un po'. Te andrai in gaera. Vedremo. Dico davvero. Vedremo se Serafin si ricorderà di portargli da mangiare in gaera. Perché è lui che porta da mangiare a Serafin stai. No, mi no. E chi sei ora? Nessuno. Ah, nessuno. E cosa mangio? Biava? Se si è giorni che sarà su in staia. E non mette a testa fuori perché ha paura che mica spacca, va bene? Se si è giorni che sarà su. Anche stamattina cantava. E ho sentito chi sei che porta da mangiare a Serafin staia? Lui! E mi mando in gaera anche lui, guarda. Signora sì, mi non scherzo, guarda. Maria Vergine troppo, vedo che lì sei matto e fa davvero, scondete e scampa che sei meglio. Dove vago? Vian, contadin, maledetta che a volte chi viene su dei grebari sti mostri. E mi rido! È mio capo! Va via! C'era Carlotto che avevo perso che pagasse che cosa impegno, no gorba, no venduto! Va bene, adesso va via.
Credeva di farmi a me sto sempio. Oh, dico, non portare mica via voi adesso. Mi sì, di chi sei? La trovo mia, se mia. E tutti mi pare che non siamo mica tanto col comprendoglio qua. Se mi non me ne accorgevo, di chi era? Del caffettiere. Ma qua è un caffettiere, non caffettiere, questa è roba vecchia di casa, che ha da stare in casa per essere a disposizione di tutti. E vu sì che tanto al ladro e si piladro di tutti st'altri. E non ve vergognè, con chi oggi in sempia che capì. Te indica il bravo che se devi andare tutti in ora invece. Mica da attendere al bravo, perché? Mi basta anche un tocchettino di terra così, guarda, voi altri idea che tutti a remengo che a me non mi interessa niente. Ehi, e mi ora? Perché voglio fargli da mangiare mi ora? Fede manco, mangiaremo raise. Raise. Obiava come Serafin sta. Piuttosto, se un freddo can qua dentro, dico, a se sta quasi meglio fuori, si può riempissare, no? No, sicuro, deve trovare voi fascine, voglio farvi a serva vumi. Sta a vedere che siamo diventazioni per morire anche di freddo. Ah, un bel affare che abbiamo fatto, sì, ma Vieni qua. Carlotta, se mi manda il preso, me copo, va bene? Ah vai, mi credo che gli abbia fatto apposta, te sai come che sei. Amico, ho paura che sia de altro. Ghetto porta via de altro. Guarda che se meglio che te mi disi, sento. Dimmi se te che porta via de altro. Ah no, se Carlotta è a Cogoma, solamente a Cogoma, perché avevo perso tutti i skate che mi aveva dato il poi mica ero qua a gioco. Cioè, me non so ancora a giocare. E per cosa che tesoro? Per imparare a rubare, come chi fa lui. E mi pensavo che da Cogoma così piccolo come che era non si incosesse nessuno. Vadea, mi pare che sia qua Tita che non se ne incorsa, Tita, porti a Dea adesso. Dai, vadea. Torni tu adesso? Sono straco morto. Perché da essere anche tutto bagnato, mi pare nebbia, no? Sì, che cosa? I monti che non essere venuto 80. Maria Santa. Perché non trovo cosa. Io, d'inverno stavo benone. Sì, quando che non ti viene a tosse ti sta bene. Dai, senta teso qua. Lo so che vorremmo fare un freddo canto. Fa freddo, sì. Poi intanto ora mettete sui scalfarotti, avanti. Ma no, Dai, avanti, perché da avere i piedi mogli, sono sicura che te hai i piedi mogli. Dai, che ti aiutami. Avanti. Senti, le scarpe se brumbe, i piedi saranno mogli, Ecco, dammi st'altra scarpa. Chi sei che te la manda in paese? nessuno, sono da me, nessuno aveva ordini da darmi, e sono andato a tornare da fumare e torno il gasettino. Io portavo sempre una volta il gasettino. Adesso i paroni nuovi non legge più. Ti ricordi tu che io portavo sempre il toso dei 40 anni quando che io lesero il baron vecchio? I nuovi paroni non legge più. Ho capito? Il parone è il toso che io portavo, che io non voglio più sapere, è nata una baruffa. Un giorno è venuto e era Nanna e a Teresina che io volevo, perché era da essere il processo della cameriera seduta. E era Serafino che aveva messo all'otto e era Nanna che io, insomma, io la sbrega su in 4 tocchi, nessuno ha detto niente e gli era un pugno a gattoso. Che figura. Serafino è sempre stato. Sì, c'è sempre sta e mi sono stufa, guarda. Adesso che ti si diventa parone. Parona di cosa? Ma ti dovresti parlare a chi do? Mi sono un po' locando un servitore che so che faccio. Anche a Stropo ne fa combattere. E a Teresina? E a Teresina e a piange a Teresina. La piange? Ieri a piangeva, tocca te digami. Ciao, invece te avrai fame, Insomma. Mi ha portato brasoete. Do solo. E gli altri? E gli altri? Chi rosi degli altri? Cosa mi importa a me degli altri? Bisogna cassare le croste del pan, chi è rosa se che come? Se no ti vai a mangiare l'osteria. Ciao, ti piace ben cotta, non si vede? Piuttosto sì. Puito, ora faccio come ieri, a te io dentro un tovagliolo e ti apporto su che gli altri non veda. Ieri, sei andato tutto bene? Benissimo. Ciao. E a Euganega? Oh, che buono. Puito. Sono pochi dei giorni che te vedo con un occhio in sempia.
storia tese si massa gazettin. Bisogna tu che fai le cose, no? Ah, va bene. Sciortita, Cos'è? me coco! Mi sta sbagliando. Pensa che sola, caro, seminare sucche d'inverno non conviene, non lo fa nessuno. Sciortita, lui ride! Che voglia che ride. Mi sono un po' locale, sono serio. E ti che ti sia un signore, ti piangi, non ti vuoi carire. Ho trovato dei parabutti, chi vuole rovinarmi, adesso un anno vuole mandarmi in prigione. Preso? Forse scherza, ma insomma non mi fido. E posso pieno debiti, coso qua, e il padrone del caffè del Moro, non so quanto, voglio che pagasse, che non sa una roba impegno, un anno che sa visto e si è fatta dare in brio. E adesso che tornerò al caffè del Moro, chissà cosa chi dirà, e se non che torni, i carabinieri mi manda lui. Sciortita, bisogna che vaga lui. Mi preso? No, ma caffettiere! C'è un ordine. Sciortita, mi sommato, mi se va avanti così dalla mia posta, fra un anno sono ridotto sulla paia e non voglio che diventa solo chi fa la butti a spese mie, in merita anche da io. Mi sono un po' locando un servitore, non che sei Nane, non che sei Serafin. Io riga credito. Qui si potesse portarmi via a me parti, saria beati, non posso soffrirmi. Il signor Giuseppe? Fattorese, e mi conosco i fattori, sì. Ma no, mi non posso, sono un servitore, non comando niente, Ma lui ascolta. Fammi una procura. De cosa? Una carta dove ti incarichi me che mi tenda i tuoi interessi. Questa. Dopo il novaro che metterà su i suoi scarabissi. E mi intanto vado finalmente quello del caffè del Moro. Sì, tanti ciodi. A me mi pare di sì, mi pare di sì. Un mese. Così a 7 mesi. Io mi dava le carte chi vuole a lui. Intende a sera. Ma non mi è mai capitato, Che penso mi? Fammi avere le carte, ciò. Carte in regola, ma bisogna che sono a me partire. E ti qua, da bravo Tosetto del Sesto a lavorare. Sì, tanti si sono pegoliti i ciodi. Sì, e se non adempissi. Ciò, ora che qua non si scherza mia qua preso, Qui i debiti sicuramente bisogna trovare in prigione. No, sciortita, no, piuttosto qua. E ora mi sento che scaffemo, mi ti scrivo una lettera e ti te mi affirmi. Ma sarai buono neanche. Ti insegnerò anche quello. Va bene. E costante. Sito, musico tutti, non te da parlare con nessuno, ti raccomando. Che lui sappia che gaffiano, perché sta altre, specialmente Nane. Lui vede l'ora di vedermi buttare fuori da casa morto di fame, al pitardi fa una... Netto. Vado a venire tanta de che a neve, Visto su. da seppellirne qua dentro il manco pa un anno. Assento negli ossi. E ora buondì gazettin. Non si sarà più il gazettin qua dentro. Manco mai che invece dei sigari che ne ghemo abbastanza. 3 pacchi che ne gli era nel cassettin della camera tua. Guarda, mi pareva ma non ero sicuro, meglio, sì. E così stamattina e ora siamo andati a spasso per niente. Abbiamo fatto 2 chilometri andare, 2 chilometri tornare, costò tempasso, per non fare 2 scaini, tirare un cassettin e vedere che da fumare che ne gli era per un reggimento. E il gazettin? Il gazettin, sto giornale che insemenisse a testa la gente. Vero? Te sarai andato a comprare il busso e anche, No. Ma in bottega da Angelina te che sarai andato? No, so passato. Te l'hai visto? Mi penso di sì. E gli era del rio i veri era a Panà, e ho visto che faceva così col Dio. Così col Dio?
E che avrà scritto tesoro, mi immagino. Ma se all'incontrario se mai può darsi, non lo capivo. Ti te capisci solo quando che ti è comoda di capire a ti. E così, adesso decido mi, il paese, da sto momento in poi non se ne andrà altro. E se gli altri ordina? E gli altri voglio vederli ordinare. E ti non te vergogni di perderti via con una servassa come quella che fia ieri, guarda, a caso. Io sono un po' locale, un servitore, ho servito in tante case, ma quelle parole non ho mai avuto questo per storia. Mi sono contento di servasse, al manco qui mi fa buonasera. Non sfidami. Non mi dice mai. E bugie vi a contare, come i fioi, i sigari li va a contare che gli erano da comprare, e il gazettino, e qua si diventava matti cercarlo, e qua che era muccio di robe da fare, guarda qua so sai, 10 giorni se che nessuno è scoa. Sono pronto, qua. Ma fammi una carità, che non ti si neanche a buon tenere a scuola in mano. E poi, quando che sei in servizio e a cicca si butta via. Oh. Ciao, come va? Vado via. Se ti torni adesso? No, via per sempre. Dove? A Padova? No, in campagna, sola. No, io non l'ho più visto. E mi ha tradito, e mi ha inganato. Proprio adesso che te hai un bel po' di scherzi. E ma sai che schema, porta sfortuna. Non si è fatto più vedere. E si sono sposato. Ora porca, non è una colpa neanche a lui. Sì, mia de mia, sì. Ti potresti andare. A cosa ha deciso? Cosa ha messo via me roba? Il passator me domani, i coni da mugnere, poi torna dal mercato. Ah sì? Ma lui, sortita, lui che tenere lui i miei affari, lui non che c'è pericolo che mi imbroia. Mi Benedetta. Se sta lui a darmi sta roba, per cosa vorresti io torna? Cosa parlare con l'avvocato miseria? E mi ha detto che firma una carta. Ah, te che sa parlare con l'avvocato? Sono apposta stamattina in paese di mandare, anche a vedere se arriva altre lettere, ma... Niente. Niente, ma stasera la firmo e la porto. A me basta che lui stia zitto, che troverò a me fuori una scusa, perché sono sicura che questi signori qua pretenderia di occuparsi di me roba per fare un tutt'uno con la sua. Ma mi non vorrei mai catarmi tra di e l'altro. No, speriamo che no. Insomma. Buongiorno Teresina. Avrei bisogno di parlare con te e con tutti gli stati. A me non mi sento tanto bene, credo che di me per adesso non vi sia bisogno. Sì, se meglio stanno andare, va. Nana sei qua, e a Carlotta? Senti, avevo chiamato subito. Grazie. So qua, affari, Benon, parliamone subito perché ho fretta. Veramente mi pare che manca qualche dunque. Troppo manca. No, non dico troppo esuntoso se fa presto mettersi d'accordo con lui. Serafin manca. Serafin è inutile che aspettiamo, signor Giuseppe, non viene. Secondo me? No. Io via. No. E ora spuemo e fuori sta verità. Serafin, se in staia. Pensa che da un ciamo? Se 6 giorni che se sarà su in staia. E non mette il naso fuori neanche le notte perché per paura che mica un morsegondio magna. E se mette fuori la testa gli a spacco, va bene? Addirittura? Parole del contadino. Ma cosa è successo? Mi prepotenti tratto così. Perché vuoi essere solo un prepotente? C'è la Carlotta, non diciamo sempliare, avanti. Vabbè, ma sta storia, se ora che finisce. Avanti ora, che mi so pronto. No, non si parla così, caro signor. Non pretendere via che vada in staia a parlare di affari con Serafin, come si mai, caro giovanotto, qua si tratta di un affare importante e che da dare il suo parere tutti. Dunque ne chiamare Serafin. E voi finché so qua finché si parla di interessi, non che fare niente. Dopo ne chiamare anche al medico, mi so il fattore. Tita, fammi un piacere, non devo per piacere. Dica che non sta a aver paura.
La cavalleria era, di qui che parlava mai della fanteria, ecco le coscagliera. Veniano a buona volta sempre i soliti discorsi. I discorsi. Guarda che non si può andare d'accordo, non è possibile, non è possibile. Chi ti ho detto, prendi che ti mi affari, occupati di te. Che nasce un baruffone a questa volta. Se nasce un baruffone te me fai una carta a me. Te ha fatto la carta. Sentite qua, Serafina. Avanti qua. Non sta per paura. Avanti dunque, che ho fretta, avanti! Qua a fine dell'anno scade il contratto di affittanza della colonia del San Svaldo. E se una ditta che voleva comprarla, Gosari ricevuto un'offerta. Beh, se sei una ditta seria, Ma se sei ditte serie, che quando che offre fa da ridere, quanto? 320. 320 mi pare buono. Ecco un'altra sempiata. San Svaldo, vai, al manco il doppio. Adesso il doppio mi pare esagerato. Vetera, son mica me ne intendo. Era 10. E era decise fioide a terra. Come era, Ma non è solo il prezzo che adesso si è a discutere. Rinnovando il contratto, che c'è delle spese da fare, per un vecchio non ha mai vissuto sapergene, adesso non si può più tirarsi in drio. La casa colonica è a casca, e sta super miracolo, dunque spese grosse. Grosse? Sì, grosse tanto da dover vivere a stechetto al manco per un par di anni se non si vuole far debiti. Ora si vende a titolo. Se vende un corno, paveri bessi, paveva lì fora. Tutti compra e noi altri vendiamo. Tutti dice che a terra costa oro e noi altri abbaratemo per un muccio di carne. No, se vendi i cavalli, chi mangiano il contagliente, se beve acqua, se strussia, se mette da banda certe idee e se sedie a terra, va bene? Se o parlare in nome di Dio. No, se parlasse giusto sì, ma siccome che non parla bene, no! E cosa se voglio fare qua ora? Acciappare aria! Ma date amico! Ma se poi sentirne altre, vendere, ma neanche signor Giuseppe. Se doveria ad ogni modo discuterne, ma vedo che come altri si inutili. È un tocchetto se io che avevo intenzione di muovere baracca e burattini e da sale che vi sbrighevo gli altri vostri affari. No, anche per carità. Mi son vecchio, non voglio diventare armato a metà. Che te un altro fattore, Mi prepotenzio non me ne sopporto, va bene? Ma visto che a me persona non va a genio a qualche du, mi devo trovare qualcuno che mi rappresenta, qualcuno che sa il fatto suo e che ti mette nel sacco, vecchio! E avverto che se te me mandi un avvocato fra i piedi, spacco a testa, va bene? Avvocato o non avvocato, mica bisogna di sapere quale che sia la vostra decisione, perché cosa dare una risposta. Mi sono uomo di parole. O sì o no. O vendere o restaurare, o schei subito o economia per 2 anni. Signor Giuseppe, la colonia del San Svaldo è un boccone da principe, a starsi a portar via così. Vago fin dal gastardo e cotorno voglio sapere. E se non lo saprò, rangeve, catave di un altro. Non puoi a starne così adesso, signor Giuseppe. Cosa te avevo detto? Non si può discutere con quel contadino, non c'è niente da fare. E vuoi stufarmi perché sei a me parte, ma mi duro, tita, a te lascio tutto, ti do carta bianca, tendi che ti miei affari, mica quel villano non voglio avere niente a che fare, non voglio compromettermi. Sono stufa, Tita. Se ne aveva parlato di mettere su una botteghetta insieme, ti ricordi tu, cosa dite, Tita? Cosa altro? Sono stagione in gamba, ho servito in tante parti, ma a me quelle parole non mi è mai piaciuto delle storie. Le parole è larga, è posto. Tita, tende che ti ama roba. No, che mi stavo ben così, non voglio fastidi, dai. Tita, i miei affari ti conosci, mi non so buona, non me ne intendo, non te vedi, se chi dove non si mette d'accordo, se si Risepo ne moia, qua se va a remengo nel giro dei 2 mesi che mi ho perso tutto. Invece te si furbo, ma non te mi imbrogli, vara. Potrei improviarti anche a me. E ora per cosa ne cavarisci to dona tutto. Pare che se sta un beato, se quello, Tita. A te che avevamo conosciuto ora.
Adesso qua questa faccenda di vendere, affittare, non capisco niente, Tita. Dai, va, ti do una mano. Tita, grazie, parla tico, con Nane, con Serafin, con il signor Giuseppe, mi non voglio neanche più vedere arrivare a mia vaga in cucina, dove cazzo sempre sta bene, e voglio pensare solo a fare da mangiare come una volta. Buon come prima. Più buon di prima, Tita. E ti venirei a catarmi come prima, non è vero? Tita, Serafin, e vuoi farmi assà? Ho capito, non so mia esempio quello si è messo ne mandi un avvocato e mi ha detto fin da puteo che gli avvocati si peso di a tempesta di luglio e di a fiossa la varda. Non esageremo adesso, Io sono da mettere i suoi interessi nei mandi a persona più schifosa che sia in tutta la provincia, di quei che ha sempre ragione, che in pretura i ammessi di tutti e i finisce per metterti in galera. Sa che spacco a testa, io mi metto in prigione. Sa meccato un avvocato, io mi magna la camicia. Sa provo a dire me buone ragioni, io mi sarà a bocca dicendo che sono un muso di un contadino e magari ciò, io mi manda anche al confine. Tita, che pensare a parlare con questo avvocato de messavate, sto smarnifo che pensa a venire qua a metterne nel sacco tutti quanti. Ed è uno che sa parlare, che capisce, che sa lesare, che sa capire robe. Tita, mi te asso tutto netto, ma ti te fai tutto quello che te vuoi in me affari, tutto. Ehi, dopo se che c'è bisogno di 4 stramusoni te me chiami, Speriamo di no. Speriamo di no. Dopo sistemeremo tutti. Tutto quanto, ma Mucci che non sappia niente di su, Mucci. Oh, se qua signor Giuseppe. Signora Carlotta. Ecco qua, signor Giuseppe. E ora vi siamo messi d'accordo? Sì, no, dico, penso che prima di andare, di mettersi a ciacquare, se è meglio che andiamo fin su a San Svaldo a vedere in che situazione che sia a casa e Granaro. Tutti, meglio che siamo in massa. Beh, tutti voi altri interessati, insomma. Mi propongo che ne vada uno solo. Lui. Beh, non? Anche mi sono d'accordo, una bella idea. E ora, sta qua Pisa e nemmeno mi. Veramente vorrei andare a mangiare un po' con prima. No, signor Giuseppe, ma scherzo. Signora Carlotta, che sarà qualcosa per stiduzioni, no? Sì, qualcosa, insomma, se si arrangia su. E ora avanti, Sì, preparè. Vieni qua, Tita, signor Giuseppe. Prego. Ciao, Tita, avevo paura che siamo messi mai qua, porto lì un po' di peri, di qui, di San Martino, di quei buoni costoti. Mucci, non sappia niente nessuno. Ecco qua. In un attimo, se vedo che è pronto. Bravo. Comodate, Tita. Vedere Tita, bisogna vedere coi soci. Le spese sono grosse, di qua schei liquidi che ne avevamo pochi. Bisogna far debiti. Tita, vinde Calabria, questo io tenevo sconto, se no che smarnito mi fa fuori tutto. E questa è roba che fa resuscitare i morti. Vi specchiare! Serafin, ma che ne siete meglio però? E me? Barolo di 20 anni fa? E che toscana tutte che tutti. E io, o dove mi imbriaca? E neanche una nuova idea che sia scusia. Senti, porti a qua lo stesso che assaiemo il mato. Sentirà che vinto, vero che vinto. Questa qua è a sorpresa speciale. Se un mese che Nana e Serafin va in cerca dappertutto per trovarla, si sente odore, i diventa matti. Neanche odore mica da sentire, perché già mi avevo sempre tenuto sconta. Si viene dentro, metti un piatto di sole. E dopo
Brasoete per tutti. Grazie, grazie. Scondi che sei a spia! Perché ora mi imbrogliamo. No, mi sul vino, non scherzo. Adesso mi metto la barretta nuova, i guanti che avevo col panno vecchio. Avevo una scuria che pare una canna da tenche. Ecco qua, como tá interi, qui di San Martin, e io sconti da Dio il casotto delle gaine, ciao! Se un mese che Serafin va in cerca, se ne va a portarvi via in caretta dopo che ne porto ancora, ma mucci che non sappia niente nessuno! Vedrai Tita, dopo vedrai, e quando che hai visto puoi decidere, e deciderà, rifletterà e deciderà se è il caso di vendere o di affittare. Già deciso, signor Giuseppe. I già deciso? Manco mai? Decido mi. Sì, mi. Vendere. E st'altro cosa dirai? Se dico che decido mi, vuol dire che posso decidere mi. Vendere. Ischei, vieni subito. Ah, su lungia? Ciapparli e darmi a mi. A me. Sia diventata nuovo per un gu? No. Ah, ecco. Paroni sono sempre ori. Sempre ori? Sì, ma comandomi.